Eccoci, siamo qua con mister Mauro Zini, il mister di Monte. Allora Mauro, partiamo dalla partita, come piace dire a me. Non una prestazione comunque di tutto rispetto, dai, non siamo andati così male. Vabbè, una buona prestazione, 3-1, la partita era ancora tutta quanta aperta, potevamo fare meglio, poi ci capita sempre un piccolo blackout che consegniamo un po' di libertà alle squadre avversarie. Le squadre avversarie che affrontiamo sono con giocatori importanti che non sbagliano, quindi la cosa da migliorare è sicuramente l'atteggiamento da mantenere per tutti quanti i 50 minuti. Poi sono giovani, è una cosa che dobbiamo imparare a migliorare, però posso dire che abbiamo fatto una buona prestazione. Secondo me neanche loro si aspettavano un monte così e quindi per gran parte della partita posso essere abbastanza soddisfatto, non per il risultato ma per la prestazione. Anche lo stesso Gnate infatti ha detto abbiamo trovato un monte ostico, quindi ti fai eco alle tue parole. Quello che ho visto io a volte troppo sbaglia anche sotto porta, infatti 36 reti se non vado errato nell'arco di tutto il campionato e anche negli ultimi minuti potevamo buttarla dentro un po' più facilmente, invece ci manca proprio un po' quella cattiveria davanti alla porta. Devono imparare anche da me, che quando tiro in allenamento io tiro sempre per fare gol. Io sono il mister, non gioco, però se io ho questa cattiveria agonistica per buttare dentro la pallina, a maggior ragione dovrebbero averla loro. Dopo posso anche dire siamo anche un po' sfortunati e quando Concordo. siamo sfortunati le cose non vanno bene, tutto quanto diventa negativo. Dobbiamo solamente uscire da questo trend negativo, portare un po' di positività e poi sono convinto che una volta sbloccati possiamo fare bene. Ti chiedo infine Mauro un punto sulla stagione, arrivati a questo punto, adesso Monte è ultimo in classifica, una vittoria e due pareggi, cosa possiamo raccogliere fino a questo momento e cosa possiamo buttare? Ma ti rispondo abbastanza semplicemente. L'altra volta avevo detto 30 punti, l'intervista scorsa di sabato scorso, questa da oggi ti dico 27 punti. Se non partiamo con la mentalità di portare a casa ogni partita i 3 punti, dobbiamo sederci in tribuna e fare un altro lavoro. Quindi l'impegno che ci deve essere da parte di tutti quanti è quello di portare a casa i massimi risultati per ogni partita, pur sapendo che andremo ad affrontare comunque squadre molto competitive e quindi se uno guarda la classifica dice ok è arrivato il Monte, no, il trend deve cambiare perché stiamo giocando bene, ci meritiamo sicuramente tanto di più. Quindi ok 5 punti ma continuiamo a lavorare pensando che il campionato inizia questa settimana, quindi la prossima partita sarà la prima del campionato. Allora per chiudere ti chiedo un aspetto, il migliore aspetto dei tuoi ragazzi, quello appunto di cui vai più fiero, più contento giunti a questo punto della stagione. Ma la dedizione, perché non è facile, no? Adesso è domenica, andiamo a casa, guardiamo la partita, prepariamo la settimana, quindi ci sono 4 sedute per andare a vincere la partita del prossimo weekend. Non è facile, capisco, sono stato giocatore anch'io, non è assolutamente facile ripartire ogni lunedì con una sconfitta, magari non meritata, ok? Quindi diventa ancora più difficile, però Trovare la dedizione, motivazione. sì, però i ragazzi sono bravi, la dedizione quindi secondo me è l'aspetto, la qualità più importante di questo gruppo. Bene, gentilissimo Mauro Zini, ti faccio in bocca al lupo per il proseguo, ci vediamo alla prossima. Grazie. Da Monte è tutto.